Albergato 9 di Genova va di scena il match tra Campomorone e Genova Calcio, partita valevole per la 21esima giornata del campionato di eccellenza. Campomorone fin qua ancora imbattuta in casa e in piena zona playoff, vista la quinta posizione a quota 34 punti e la seconda miglior difesa del campionato, che sfida invece il secondo miglior attacco del campionato, cioè il Genova Calcio, attualmente settimo in classifica a quota 28. Prima opportunità del match a quarto minuto di gioco con una triangolazione tra Rezzi, Canepa e Licco che porta quest'ultimo a calciare, pallone però altissimo. Pochi minuti più tardi è Licco a servire Rezzi, anche stavolta però la conclusione è alta. Risposta ospite con il tentativo di Lepera, bloccato però bene in due tempi da Zori. Alla mezz'ora la sblocca il campo Morone, discesa sulla destra e Canepa e pallone al centro dell'area, perfetta l'esecuzione di prima del bomber Rezzi, col pallone che si insacca alle spalle di Dondero e la firma del 16° centro stagionale per il numero 9 di casa. Al tramonto il primo tempo prova Giro Mantero, pallone bloccato da Zori. Si va così negli spogliatoi con il momentaneo risultato di 1-0. Ripresa che riparte a ritmi un po' più lenti, al 63esimo però in contropiede Licco salta due uomini e prova il tiro dalla distanza vedendo Dondero fuori dai pali, pallone che però termina a largo. Al 72esimo proteste ospiti per un possibile tocco di mano di Licco in area sul traversone di Dagnano, per il direttore di gara Panariti però è tutto regolare e al 75esimo sugli sviluppi di un corner gli ospiti la pareggiano. Dopo una serie di rimpalli Costa è il più rapido di tutti a segnare la rete del pareggio, mettendo così a referto il proprio 13° gol stagionale per il giovanissimo attaccante classe 2004. A 10 dalla fine ancora Costa prova il volo, non inquadrando lo specchio della porta tuttavia. Mentre all'86esimo Sgambelluri, dopo essersi allungato palla, fa un'entrata scomposta su Bacigalupo. Per il fischietto di Torino non ci sono dubbi, è rosso diretto addirittura. In pieno recupero in ripartenza Zampano calcia dal limite, bravo Azzori a bloccare e dopo 4 minuti di recupero Panariti fischia 3 volte, Albegato 9, Capomorone e Genova Calcio si dividono la posta in gioco.